È contenta che è venuta sua figlia? È contenta la signora Palmira, finalmente dopo oltre 2 mesi ha potuto rivedere la figlia, mezz'ora all'aria aperta per riallacciare i fili interrotti dal Covid-19 con la famiglia. La scelta di incontri vis-à-vis è della casa di riposo IPAB La Casa di Schio, 3 strutture per complessivi 410 ospiti e oltre 400 addetti. Io credo che ci sarebbe quasi bisogno di un abbraccio che lo vediamo, che tenderebbero a fare, però non è possibile. Niente abbracci ma distanze sociali, mascherine, la supervisione di un addetto e la firma di un protocollo da parte dei familiari, anziani che alla casa non sono mai stati lasciati soli nemmeno nel momento clou della pandemia. Siamo partiti da subito con le telefonate e le videochiamate. Abbiamo comprato dei tablet in maniera tale da riuscire a contattare i parenti. Fino ad arrivare ad oggi, agli incontri e a sentirsi liberi di uscire, come il signor Sergio. Non sono ancora capace di rendermi conto adesso. Una struttura lungimirante che fin dalla fine di febbraio, a inizio pandemia, ha chiuso le visite dei familiari ed ha investito in proprio in tamponi e test sierologici. Il costo è stato notevole, finora abbiamo speso in 2 mesi 140.000 euro, solo di mascherine e test, sierologici. Tutto ciò ha permesso di contare pochi casi di ospiti e addetti positivi, 15 in tutto e solo 4 decessi, ma questi mesi sono stati lunghi e difficili e la paura rimane. Fin adesso mai da fuori. È pesante, però bisogna ragionarla. A momenti sembra di non fargliela più, speriamo che la vada via in fretta.